Lo fa attraverso due strumenti. Uno strumento è quello, diciamo, istituzionale, quello dei voucher e quello dei bandi per l'innovazione, per la promozione del turismo e per attività nella green economy e altre attività istituzionali, all'interno delle quali sono previste anche attività di supporto allo sviluppo di iniziative nel settore del turismo stesso. Dall'altra parte lo sto facendo con una rivisitazione di quello che è il suo DMO. Come sapete, la DMO in questo momento è sottoposta a un processo di rivisitazione e rinnovamento legato alla uscita concordata con la provincia e col comune dal suo assetto societario, per dare la possibilità alla Camera di Commercio di aprire questo strumento ad altri comparti, in particolare al sistema associativo, ma anche ad altri operatori del turismo collaterali che possono essere interessati a una promozione delle attività turistiche nella nostra provincia.